Da decenni, in Friuli e non solo, quando si pensa a una persona che sia importante nel mondo dell'attività sportiva, uno dei primi nomi che vengono in mente è certamente quello di Bernardino Ceccarelli. Oggi, soprattutto nel mondo della pallavolo, è ben conosciuto per essere il patron della Libertas Martignacco, la principale realtà voleistica regionale da un paio d'anni in Serie A2 femminile. Bernardino è però anche molto altro. È il presidente della Libertas regionale, l'organismo che raccoglie tutte le società sportive e culturali affiliate all'ente di promozione sportiva. È presidente onorario del comitato organizzatore del Giro ciclistico internazionale della regione Friuli-Venezia Giulia per Under 23 ed Elite, che lui stesso contribuì a rendere importante negli anni 60. Partecipa attivamente, ed essendo sempre in prima fila, a una miriade di eventi sportivi, premiazioni, manifestazioni, soprattutto quelle dedicate ai più giovani, un ambito al quale ha dedicato migliaia di ore. Ed è quotidianamente in plancia di comando della sua azienda, la Ceccarelli Trasporti, nata come società di servizi corrieristici nazionali nel 1979 e oggi impresa leader del settore nel campo delle spedizioni e della logistica nazionale e internazionale. In sintesi, è grazie all'impegno, alla passione, alla competenza e alla visione di persone come Bernardino Ceccarelli che oggi, in Friuli, possiamo godere le emozioni del grande volley e, più in generale, sfruttare i benefici della pratica sportiva. E la passione deriva da lontano, no? Perché io ho iniziato negli anni 60 a collaborare prima con la Libertà Ceresetto, però ho conosciuto i dirigenti, il Mesalio, che era uno dei fondatori della Libertà Udine, no? Mesalio e Casella, e anche Casella collaborava con Ceresetto. E lì ho fatto un 8-10 anni di accompagnatore, direttore sportivo con una squadra o l'altra, quest'altra. Poi il buon Mesalio mi ha... e quindi facciamo un passo indietro, io da lì sono partito e questi sono con commendator Modena, il professor Bulfoni, che è di Ceresetto, anche Bulfoni, no? Ho avuto maestri straordinari, no? Quindi io ho un gran debito di riconoscenza. A un certo punto Mesalio mi dice, ma appena mi ero sposato, sono trasferito a Toriano dove abitavo con mia madre, poi sono trasferito a Martignacco, e Mesalio mi dice, ma Martignacco è solo calcio, non è che si può mettere in piedi una Libertas lì. Avevamo all'inizio degli anni 70 avevamo costruito anche il polisportivo, che io ero assessore allo sport, con la pista di atletica, il campo di calcio, poi un campo di pallavolo all'aperto, un campo di basket sempre all'aperto e un campo di tennis in terra rossa. E quindi mi ha detto bisogna a Martignacco fare qualcosa, no? E abbiamo iniziato, e quindi abbiamo costruito la Libertà Martignacco e abbiamo iniziato con l'atletica leggera e abbiamo fatto una chiamata lì nelle scuole e sono venuti vicino un po', quando abbiamo dato la data e l'ora, no, di presentarsi in palestra per iniziare gli allenamenti, sono arrivati vicino 70 bambini, fra bambini e bambine, una cosa incredibile. Tanto questo per far capire che c'era bisogno di fare attività sportiva. E da lì siamo partiti, no? Con l'atletica leggera abbiamo avuto degli anni di bellissimi, con tanti ragazzi, eccetera, bravi istruttori, che li mandava alla Libertà Udine, ovviamente. E poi quando uscivano di età e passavano lievi, dovevano andare a allenarsi a Udine, allora più di qualche ragazza ha detto ma perché non facciamo altro? Allora abbiamo iniziato con la sezione di pallavolo. Ecco, poi c'era mia moglie che giocava a Variano, quando Variano aveva una squadra in quella volta in C1 a livello nazionale, quindi era molto avanti. E da lì siamo partiti poi abbiamo aggiunto lo sci club, abbiamo aggiunto il calcetto, abbiamo avuto una squadra di rally, di macchine, sempre lì del paese. E questa è un po' la storia. Io di più non è che si poteva fare, che poi io ho anche
costituito poi, cioè io ero dipendente, no? Io ho iniziato a 15 anni, 1° settembre del 60, a lavorare da Ribi, in Viale Trieste 32, dove c'è adesso la caserma dei Carabinieri. E quindi ero abbastanza impegnato. Quegli anni là, prima del 68-69, che si è iniziato la settimana corta, no? Si lavorava sabato tutto il giorno e anche la domenica mattina si doveva venire a fare le pulizie, no? Dove la sala mensa, eccetera. E quindi sì, rimaneva poco tempo. Quindi dedicavo la domenica, il sabato pomeriggio, la domenica a fare attività, prima con la Lambretta Club, facevamo le staffette, no, alle gare ciclistiche, e poi con Ceresetto accompagnare i ragazzi, eccetera. Sì, questa un po', però non, diciamo che non più di così non si avrebbe potuto fare, perché io poi dedicavo anche tante ore al lavoro, no, alla professione, e quindi no, direi che ovviamente qualche errore abbiamo fatto, forse si poteva fare meglio, però insomma diciamo che abbiamo cercato di mantenere un profilo basso e soprattutto puntare all'educazione, al rapporto, al rispetto con questi bambini, con le famiglie, perché lo sport deve essere palestra educativa per la vita, per il lavoro, quindi non solamente agonismo, ecco. Bisogna essere corretti, no? Corretti, precisi. Proprio oggi, stamattina, che sono andato in un'azienda, mi è stato detto che noi abbiamo, anche noi ovviamente persone, dobbiamo essere anche di esempio, no? Nella linearità del comportamento. Quindi questo paga, no? Poi queste ragazze vanno ospitate, vanno seguite, bisogna parlarci, no? Bisogna sempre avere una parola di conforto e soprattutto di stimolo, bisogna seguire la scuola, no? Se non vanno bene bisogna, perché abbiamo anche delle atlete giovani, che bisogna anche stimolarle a far bene, e quindi diciamo che è obbligo uno che ha un compito così importante in una società sportiva, pur piccola o grande che sia, che deve anche avere un'attenzione massima, ecco, alla credibilità. Dio pesa, sì, perché poi sono stato anche un periodo un po' che non stavo bene, però insomma aiutato da tanti amici e collaboratori che abbiamo, quindi siamo riusciti ad andare avanti, anche nella libertà regionale siamo riusciti a fare i campionati nazionali di atletica a Gemona anni fa, io ero assente, però pur sono riusciti bene, perché avevamo e abbiamo tuttora delle persone competenti, brave, che si dedicano. Siamo una famiglia, ecco, quindi ci si aiuta. Ecco. Ma Dio, ce n'è tante, ce n'è belle società di atletica leggera, no? Come Malignani, che è la numero 1 in regione, no? Libertas Malignani. Poi nell'atletica giovanile siamo noi, abbiamo sia a Pordenone che a Udine, abbiamo quasi il monopolio. Ecco, tutte società brave. Maiano va citata a livello organizzativo, no? Le gare hanno una squadra di tecnici a livello organizzativo delle gare che è micidiale. Poi
c'è Palmanova, nel judo c'è la società di Udine, qui del maestro presidente Girardi, che è una società, la Villanova a Pordenone, poi ecco di Muzzin, esatto, poi il ciclismo Libertà Ceresetto, oltre 50 anni di storia, poi a Gemona, a Tolmezzo, abbiamo dappertutto, a Tor Viscosa con la ginnastica, 300 tesserati, sì, numeri incredibili. A Pordenone c'è una società di judo che ha 300, di arti marziali che hanno 400 tesserati. Adesso abbiamo iniziato quest'anno con la scherma, no? Abbiamo acquistato le pedane, sia noi come regionale, sia Pordenone che come Udine, la federazione, abbiamo dato una grossa mano alla federazione, abbiamo comprato 8 pedane, il prossimo anno ne compreremo ancora qualcuna. Quindi cerchiamo di offrire attrezzatura, servizi, questo è quello che hanno bisogno le società. Parte operativa, no? Di cultura dell'attività di un corriere come siamo noi, l'ho imparata da Ribi, però quello che lo sport e la Libertas mi hanno insegnato è l'opportunità commerciale, cioè la penetrazione commerciale, lo spirito commerciale, questo io l'ho ricevuto, ecco, dalla Libertas, perché non bisogna avere paura se uno ti dice di no quando vai a visitare un'azienda, non devi sentirti umiliato, e questo è arrivato dallo sport. Il resto è arrivato da Ribi, dove ho lavorato. Come dicevo prima, abbiamo iniziato senza mire, no, di arrivare da nessuna parte, solo per far sì che le ragazze, e anche perché abbiamo avuto anche i maschi, siamo arrivati fino in Serie D con i maschi, no? Quegli anni là la Serie D era come la B2 di adesso, no? E quindi, diventando allievi per età nell'atletica, dovevano andare a Udine a allenarsi e non c'erano tante opportunità di trasporto come sono adesso, o le famiglie che hanno 3-4 macchine, o 2 o 3 o una, quelle che hanno, no? E quindi bisognava non lasciarle a casa, no? Ecco, quindi abbiamo inventato la pallavolo per questo, quindi senza nessuna mira. Poi pian piano ovviamente siamo stati 3 volte noi in C1, che è la B2 di adesso, no? Poi in Serie C, in Serie B2, abbiamo vinto 2 Coppa Italia, penso che siamo l'unica società in B2 e B1 che abbia vinto 2, noi Serie A no, perché hanno vinto società Conigliano che ne ha vinte più di uno ovviamente, più di noi, per fare un nome, però a livello dilettantistico, società di provincia, piccola di un paese, era quando siamo iniziati, era meno di 4.000 abitanti, poi adesso qualche anno che ha sui 6.008, quasi 7.000, ma è stata per 20 anni a 5.200, 5.150, 5.250, quindi un paese che poi non è neanche tanto industrializzato, si leva con le 2 o 3 aziende, la Delser in primis, il resto poi sono piccole realtà artigianali. Però pian piano abbiamo sempre, poi abbiamo vinto diversi titoli provinciali, regionali, quindi insomma pian piano insomma ce l'abbiamo fatta, dai.
Ma è stata una vittoria perché noi siamo andati giù, ecco, eravamo primi, cioè in quella volta la, la- la- la Coppa Italia dovevi iscriverti, no? Adesso partecipano le prime del girone di andata, mentre allora era una iscrizione e quindi c'erano diverse società che si erano iscritte, quindi abbiamo vinto tutto, quello che potevamo vincere e poi siamo andati in finale in quella volta con Brescia, Ospitaletto, bravo, Ospitaletto, Corato e Verona. E abbiamo vinto con Verona e abbiamo vinto, poi siamo andati a fare la finale con Corato, abbiamo vinto 3-1. Ma quella è stata memorabile perché, allora, prima di tutto pensare al viaggio, no? Quindi la lontananza, con una squadra che mai più immaginavamo di riuscire ad arrivare fino là, invece queste ragazze straordinarie, ecco, ce n'era tante friulane come cerchiamo sempre di avere e di portare avanti a livello di promuoverle, no? In questo senso. Però è stata una vittoria, io ho saltato la staccionata lì, poi c'era tuo fratello, no? Che come cameraman. Lì mi Poi si è fatto c'era... male anche saltando, Sì, vero? mi sono fatto male, sì. Ho fatto una storta sulla caviglia. Però è stato grandioso perché loro hanno fatto un chiasso, un tifo impressionante. Dalla parte dove si batteva c'era proprio la curva dei sostenitori con i tamburi, anche un po' esagerato, anche un po' maleducati. Era un palazzetto mezzo distrutto, un paese trascurato proprio veramente, a parte la piccola parte del centro, il resto è molto disordinato. Ed è stata una vittoria, chi immaginava, incredibile, veramente. Insomma, Ma no, non vincere una cosa... eravamo fra le squadre più forti, perché noi avevamo messo in piedi una squadra di età media 19 anni, quindi la più giovane in assoluto del campionato. E abbiamo fatto una scommessa, no, su queste ragazze ed è stata vincente. Poi col rientro di Caravello, che aveva fatto un anno giù in Calabria, a Soverato, no? E quindi lei poi ha guidato un po' la squadra, no? Come capitana, eccetera. Però tutte queste ragazzine, no? Ragazzine di 16 anni, 17, 18, gente che andava a scuola ancora, doveva fare la maturità. E siamo riusciti a fare un campionato, siamo stati primi dall'inizio alla fine, con partite bellissime. Mi ricordo Ospitaletto, vincevamo 2-0, ma poi 2-1, loro abbiamo vinto 3-1, poi hanno vinto loro un set, poi abbiamo vinto noi il quarto. Ma una partita bella tecnicamente, con un chiasso, un tifo spettacolare, ordinato, bisogna dire, molto educato, però un chiasso proprio... ecco, lì è partita proprio, si vedeva la forza della squadra, però eravamo stati a metà settembre a fare un torneo, l'avevamo vinto e lì il presidente, che purtroppo è mancato un mese fa, una bravissima persona, no? Claudio Balestra, mi ha detto, ah guarda, voi non tornate più qua perché vincerete il campionato, cioè in settembre. Incredibile, io non avrei mai immaginato una cosa del genere. Eh, e quindi primi in classifica dal primo giorno fino all'ultimo. Abbiamo perso in casa col Vicenza secondo me perché abbiamo giocato male, erano due ragazze proprio che non c'erano, non erano in partita, però a Vicenza abbiamo vinto 3-0, no? Con una partita anche lì straordinaria. Ecco, abbiamo vinto col CDA, mentre in casa loro abbiamo perso. Ecco, abbiamo perso due partite su tutto il campionato. Carcare. A Carcare, bravo, a Carcare, ecco, bravo, bravo. Proprio a Carcare. Lì siamo stati dalla prima
appena promossi in B2 siamo sempre andati ogni anno, perché c'era poi subentrata un'amicizia con questo presidente, bravissima persona, e con i suoi collaboratori, e mi è dispiaciuto proprio veramente ci telefonavamo spesso anche così per qualche confronto, ed è mancato in pochi mesi, purtroppo. Ma Dio, io sono stato 25 anni a Martignacco, ho fatto l'assessore, ho fatto anche il sindaco un pezzettino, ma non perché ero stato eletto sindaco, perché era caduta la giunta, allora come consigliere anziano ho dovuto fare il sindaco. Ma Dio, erano anni, è accaduto una volta sul piano regolatore e io mi ero impuntato su una certa linea, però lì per fortuna, anche se mi avevano costretto a andare a un compromesso con il professionista, eccetera, ho detto di no, che non avrei accettato, se no mi sarei dimesso, e hanno capito che non avevano a che fare. E sono stato anche nominato per la provincia di Udine nell'ente fiera, prima quando era ancora Udine Esposizione, e abbiamo lavorato allora da matti per farla diventare ente fiera, no? Tramite il Ministero, sì, perché prima era una società privata fra il comune di Udine, la provincia, il comune di Martignacco e soprattutto la Camera di Commercio, si chiamava Udine Esposizioni e gestiva più che altro la Camera di Commercio. E per far sì che Camera di Commercio mollasse la gestione e diventasse ente fiera, quindi con emanazione del Ministero dello Sviluppo Economico, allora dell'economia, quello che era. Ecco, lì un anno l'ho avuta dura perché su un appalto, ecco, ho costretto a trovare più fornitori, non in maniera di rientrare nelle regole di quello che è la pubblica amministrazione pretende ed è giusto che sia. Allora, racconto la storia di questo palazzetto. Siamo stati invitati a Klagenfurt a un torneo agli inizi degli anni *80 e lì in Austria ho visto questo palazzetto a Klagenfurt che aveva questi due teli, no? Che ci si poteva allenare 3 squadre contemporaneamente. Io ero l'opposizione, il sindaco Saro, che aveva fatto una maggioranza PSI-PC, io ero l'opposizione, però ero presidente, siccome la minoranza aspettava una presidenza della commissione, mi avevano affidato la commissione sport. No? Allora io, sapendo che avevano ottenuto 1 miliardo in quella volta di vecchie lire per costruire una nuova palestra, ho chiesto al sindaco di poter accompagnare a Klagenfurt il professionista che era l'architetto Vittorio, che era vicepresidente del CONI di Udine, e 2 amministratori. Siamo andati su un sabato e hanno visto questi 2 teli, no? Che scendono, salgono, si possono dividere il campo in 3, e sono stati bravi, bisogna dire la sincera verità, che hanno accettato di costruire questo palazzetto, questa palestra, con le caratteristiche austriache, che poi in Austria anche le palestre scolastiche sono tutte a 3 campi, quindi non è che sono tutte uguali, quindi lì c'è un progetto unico e quindi è metà sottoterra, in maniera di avere anche a livello risparmio energetico più fresco l'estate e più caldo l'inverno.
E quindi abbiamo costruito, inaugurata nell'80, no? E inizialmente era previsto il pavimento in plastica perché non c'erano abbastanza soldi, e lì sono riuscito a convincere sempre il sindaco e la maggioranza di allora a mettere vicino 50 milioni di vecchie lire per mettere il parquet invece della d'estato, e anche lì hanno accettato questa soluzione. Quello che mi dispiace è che nessuno, dopo tutte le palestre costruite in Friuli dopo di noi, nessuno sia stato capace di copiare, no? Questa soluzione è così, che pratica, non sarà elegante, però è pratica, è pratica. Poi noi abbiamo avuto anche questa bella idea delle tribune telescopiche, no? Perché così non portano via posto e non hai gradinate, tiri fuori, tiri dentro e risolto il problema. Quindi qui è stata un'azione vincente, ma grazie anche agli amministratori di allora, per dire la sincerità, che hanno capito, non hanno detto no, facciamo noi quello che vogliamo, e invece sono stati accondiscendenti e intelligenti a copiare. Commendator Modena, professor Bulfoni, Mesalio, Casella, e poi il professor Cernic, no? E poi Anzil, Faustino. Colle, cioè tutti quei Sepulcri, tutti quei professori lì. Sono stati, tutte queste persone, quando si andava sui campi, tu vedevi la passione, no? La voglia di tenere vicino a questi ragazzi, cioè erano tutti padri, no? E quindi io che ero ragazzino ho assorbito, insomma, quel po' che potevo assorbire, ecco, di capacità, sì, modesta, perché insomma loro erano grandi, io ero un po' più grandi a livello tecnico, eccetera. Però sono personaggi che adesso ci sono dei bravi professori, però quanti poi dopo la scuola si impegnano per lavorare nello sport e costruire veramente qualcosa di importante, no? Però io penso che anche la scuola stessa di una volta, quelli che diplomati ISAF, secondo me avevano un'altra marcia, sbaglierò, ma avevano un'altra marcia che questi che si laureano adesso, secondo me un'altra cultura, un'altra preparazione. Non vorrei sminuire le nostre scienze motorie, per l'amor di Dio, perché certamente ce ne hanno dei bravi professori, eccetera, però questi qui avevano una caratura che quelli di adesso secondo me non hanno. Beh, Dio, Gazzotti è un professionista, lo fa l'ho sempre fatto per mestiere, quindi ha più, secondo me, molta più esperienza, perché ha girato un po' in tante società, sia a livello giovanile sia a livello alto, di Serie A, 2, A1, eccetera. Si può dire che è l'uomo giusto, nel posto giusto? Sì, beh, Dio, mi è stato suggerito, l'ho preso al volo, lui era era prima a Trento, al Trentino Rosa, che ha perso la finale con Monza per andare in A1, e poi loro hanno deciso di fare una squadra giovane, quindi hanno un po' ridimensionato la società, anche a livello di costi. Sapevo che era libero, ho fatto un colloquio con lui a Verona e ha sposato il nostro progetto senza pretese, senza mettere paletti. Ha detto datemi la squadra e poi io l'alleno, quindi senza tanti
tante richieste. Castagnaro è stato noi 8 anni, anzi posso dire solo che bene, abbiamo avuto la promozione in B2, bei anni in C, devo dire che bene, persona squisita, molto professionale, capace. Lui non può assumersi tanti impegni perché è insegnante a scuola, quindi ha i suoi obblighi di orari, eccetera. Cutini è stato 4 anni, diciamo 2 anni e mezzo, 3 ottimi, il quarto un po' meno perché è venuto meno un po' il dialogo, il confronto. Poi con questo non si può sminuire a livello tecnico la persona. Ecco, diciamo che probabilmente lui aveva piacere di aria nuova e noi altrettanto, ma siamo amici, rimasti amici, con massimo rispetto, e devo dire che lui ha vinto Coppa Italia a Corato, e poi ci siamo salvati in B1 il primo anno, abbiamo fatto la promozione in B1 e anche mantenuto la categoria l'anno dopo con la stessa squadra. E quindi io do solo che ringraziare tutte queste persone perché hanno fatto sì che Martignaco diventasse quello che è diventato, insomma, questa è la verità sacrosanta. Prima di lei abbiamo avuto un'altra grande capitana, Laura Ziani. È stata 10 anni, lei era a Gemona perché il padre era militare, era alpino. Io sono andato a Gemona a convincerla a venire a Martignaco, è venuta a Martignaco, un centrale, ragazza straordinaria, tanto è vero che poi si è laureata in scienze bancarie e adesso insegna all'università, una professoressa bravissima. Ecco, penso che queste, prima lei e dopo Lara, sono quelle che hanno veramente guidato la squadra in maniera professionale, mantenendo lo spogliatoio tranquillo, no? Sereno, e hanno apportato la loro intelligenza, l'hanno trasferita a tutta la squadra. Prima va detto che noi siamo l'unica società neopromossa che manda 4 atlete in A1, 4 nostre atlete in A1 più una in nazionale, la Beatrice Molinaro. Quindi nessun'altra società, vuol dire che da neopromosse siamo stati sotto l'occhio tutto l'anno delle squadre di A1, perché altrimenti non avrebbero attinto a 4 atlete da noi. Adesso dobbiamo rifare la squadra, un paio di ragazze non abbiamo confermato perché non possono fare 2 anni di fila panchina perché non è corretto nei loro confronti, perché per crescere bisogna giocare. Ecco, quindi le abbiamo suggerito di trovare una squadra, anche magari una categoria inferiore, purché giocassero titolari, perché ne hanno i numeri per poter giocare titolari, e quindi vanno sostituite. Noi già dai primi di aprile avevamo fatto le varie richieste alle atlete che ci interessavano. Purtroppo tutte nicchiano o hanno nicchiato fino a ieri, finché non sono terminati domenica i playoff di A2 che ha vinto su Caserta, no? Su Orvieto, e quindi adesso è finita la bagarre, è rimasto solo il playoff di B1 per andare in A2, ma diciamo che quello non riguarda.
Gli obiettivi, sì. Noi vogliamo fare una squadra un po' più competitiva di quella dell'anno scorso, perché vogliamo alzare un po' l'asticella, non pretendere di andare in A1 che non è il caso, perché non abbiamo le risorse e non credo di trovarle, tanto per essere molto chiaro. Speriamo che qualche azienda ci venga vicino, ci dia una mano, proprio per l'orgoglio, no? Di dire che la mia azienda dà una mano a una società, soprattutto femminile, perché i maschi tutti gli danno una mano, il femminile un po' meno, bisogna riconoscerlo. Però speriamo che ci sia qualcuno che ha questa sensibilità, ma senz'altro lo troveremo. Però ecco, di fare un campionato che appassioni ancora, no? La pallavolo friulana, ecco, ci terremmo a farlo. No, ma no, Bernardino Cerelli non c'entra, diciamo che c'entra un po' tutto l'insieme, no? Perché da solo non farai niente, parliamoci, dobbiamo essere corretti. Quello che si fa lo si fa perché abbiamo, almeno noi a Martignac, abbiamo tanta gente del Consiglio che ci dà una mano e tanta gente che siamo riusciti ad avvicinare, che è pronta a lavorare, no? Perché solo per mettere giù tirare su il Taraflex, eccetera, ci vogliono 7-8 persone e le abbiamo trovate e non abbiamo fatto fatica a trovarle. Quindi quello che conta, no? Che ci sia questo spirito collaborativo, poi il presidente sia Rossi o Bianchi, poi non importa. Ma io finché mi diverto vengo volentieri, abbiamo una bella squadra di giovani, di brava gente, entusiasta, motivata, che lavora come fosse per loro. E io sono abbastanza impegnato perché insomma mi chiedono, devo essere insomma, un po' presente per anche sostenerli. Però vengo perché mi diverto, finché mi diverto vengo, il giorno che mi diverto più mollo tutto.